Caro Ivo Gallo, caro Lele Marcassa, sei pronto? Prontissimo! Inizia una nostra nuova avventura. Un nuovo viaggio! Tra paesaggi straordinari, natura, alberi, lavoro! Protagonisti dei nostri viaggi sono i luoghi che la storia e l'ambiente ci regalano. State con noi. Inizia la Racola. Dov'è? Dove sei? Sono qua, Eccolo qua. sono qua. Ivo Gallo, Dimmi Lele Marcassa! sei contento? Contentissimo in questa bellissima giornata di sole. Dove mi hai portato? Qui siamo nella piazza principale di Vidor, uno dei comuni del quartier del Piave, tanto che questa terra è lambita dal fiume Sacro e proprio da qui iniziano le famose colline del Prosecco, patrimonio dell'umanità. Bellissimo, quindi Andiamo alla scoperta Andiamo. di queste terre. andiamo. Via. Vidor. Vidor, o no, chiusa, Vidor. o chiusa. No, Vidor lo dico, Vidor. Vidor. Benvenuti a Vidor, questo comune del quartiere del Piave, quindi noi qui abbiamo dei siti storici, in particolar modo il castello di Vidor, monumento ossario, abbiamo appunto anche il santuario della Madonna delle Grazie a Colbertaldo e i vari monumenti appunto che ricordano i caduti della Prima Guerra Mondiale. Noi come amministrazione comunale stiamo già progettando un importante progetto che andrà a riqualificare comunque la biblioteca comunale. È un progetto importante che noi contiamo di portare a termine nel giro di 1 anno e mezzo, 2 anni. Questo intervento è molto importante, sarà presto iniziati i lavori. Vi lasciamo con Lele e Ivo e Vidor vi aspetta a braccia aperte. Il comune di Vidor è lambito da 3 corsi d'acqua. Questo è il principale, il grande fiume Piave, che forse qui si manifesta per davvero in tutta la sua bellezza. Poi ci sono il torrente Teva e il Rio Rosper a Colbertaldo. Tutta quest'acqua nei millenni ha formato grandi zone paludose che nella sinistra Piave e nell'Alta Marca si chiamano palù. Ci torneremo. Vidor è documentato per la prima volta nel 1167 ed è chiamato Vidore. Altro documento del 1216 lo identifica come Vidoro. Per quanto riguarda il toponimo ci sono 3 teorie. La prima, che derivi da vitis, cioè vite. La seconda, da vitor, che in lingua antica significava produttore di ceste. Altri invece pensano che il nome derivi da Victorius, che era un luogotenente del re Alboino e che dopo la sua morte la salma venne traslata dalla Siria a Feltre con una tappa proprio qui a Vidor. Diciamo che il grande sviluppo di questa comunità si ebbe nel Medioevo. Intanto perché c'era un passo barca fondamentale per il transito delle persone, delle milizie e delle merci dalla sinistra alla destra Piave, e con un relativo porto davvero importante, utilizzato anche nel, come sappiamo, transito del legname che dalle montagne portava verso la dominante, la città di Venezia. Nel XIII secolo
venne costruito un ospedale dedicato a Santa Maria dei Battuti, luogo di ricovero di tutta questa gente che si spostava dalla pianura verso il nord dell'Europa. Infatti, proprio qui passava la famosa via romana Claudia Augusta Altinate. Lo stretto che c'è in quest'ansa del Piave era fondamentale per il passaggio e per cui il transito era davvero, come dire, fondamentale per la comunicazione e per il commercio, evidentemente anche per le guerre, per le battaglie, tanto che addirittura lo stesso punto di passaggio venne utilizzato dagli Ungari quando invasero le pianure del Veneto. Vidor ha una storia davvero antica. Degli scavi del 1986 ci hanno permesso di ritrovare una piccola necropoli che attesta la presenza di una comunità fissa, che poi si sviluppa durante il periodo imperiale romano proprio per la presenza della via Claudia Augusta Altinate. Noi siamo felici di ricordare questa storia che ha avuto anche un periodo terribile, nefasto durante la Grande Guerra, perché il ponte che ancora oggi vediamo fu utilizzato dalle truppe italiane per attraversare il fiume e attestarsi nel nuovo fronte che poi porterà alla fine della Grande Guerra. Stesso ponte che fu fatto brillare dai nostri soldati per non permettere anche all'impero austro-ungarico di guardare questo fiume, ancora oggi sacro alla patria. Io sono davvero contento di essere qua perché questo fiume per me ha rappresentato parte del mio percorso esistenziale e anche professionale, e qui lo posso osservare in intimità pensando alla sua storia idrogeologica, ma a tutte le comunità che lungo questo fiume hanno creato il proprio sviluppo. Piave, un fiume che viene concepito tra le montagne più belle del mondo per donare poi le acque alla città più bella del pianeta, Venezia. Dovrebbe essere qua. Sì, Cioè, sì. C'erano delle pietre adesso. Fidati. Dario Bordi mi ha spiegato precisamente, quasi precisamente. Sulle pietre, no? Ce ne sono poche qua. Infatti zero. Però c'è Cosa c'è? le mura dell'abbazia di Santa Bona. Questo luogo viene definito dagli abitanti lo Sghirlo. Ok. E sto anello che stiamo cercando, fantomatico, Sì, che si chiama la Sciona, dovrebbe essere qua. Sì, vado giù Perché io prima, aspetta che... Ha un senso tutto questo, Attenzione, questa fatica. aiuto. Perché Bisogna stare attenti, davanti a noi c'è l'abbazia di Santa Bona. Sì. Ok, praticamente i cavalieri longobardi donano a un gruppo di monaci pomposiani Sì, cosa? questo piccolo colle, questa terra, dove i monaci Di qua dovrebbe essere. nel 1006 iniziano i lavori di costruzione di questa straordinaria abbazia. Fermo, Sì. fermati, eccolo qua, Trovato, vedi? Signor Davidor, ciole la barca e venieme a Cior, perché quel da col non me vol, quel da zian l'empore can, quel da bigolin le massa picenin, quel da unigo non me fido, quel da levada non me bada. Questa è la stroca che ci ricorda questo antico mestiere del traghettatore lungo il fiume Piave. L'anello! Eccolo qua, la Sciona. L'anello! Sembriamo due personaggi tolkieniani. Bravo, ci avevo pensato anch'io, sai? Tu sembri un... No, tu sembri uno hobbit. Tu sembri un orco. Ok? Sapevo io. Allora, Quindi? noi abbiamo trovato L'anello. che è il nostro tesoro. Un anello per domarli E nel buio incatenarli. Allora qua. Ma dove sei stato? Hai visto? Sono andato col Don Walter a bermi un prosecco superiore, conegliano, valdoviane, di OCG. Beati voi. Guarda il do. Buongiorno. Che piacere, Ciao. Walter.
Ciao. Ciao. E allora? Carissimi amici, buongiorno a tutti e benvenuti in questi ridenti luoghi delle nostre colline trevigiane. Qui a Vidor è un bel posto, luogo ideale anche riscoperto ultimamente per le passeggiate, con una natura che cambia ogni giorno e che ci ispira sempre a pensieri positivi e belli. Io faccio le passeggiate tutte le mattine all'alba e mi rinfranca il cuore, sinceramente. E potrei anche augurare a tutti quanti di provare a sperimentare questa opportunità qua, perché c'è anche bisogno tra noi e nel mondo intero di riscoprire questa serenità e questa pace che la natura è la prima messaggera che ci diffonde. Benvenuti, riconfermo, e auguro a tutti che questa opportunità sia un'occasione di crescita e di riscoperta anche di questo territorio. Chissà che ci ritroviamo in altre occasioni. Me lo auguro sia. Io ho 4 parrocchie, quindi il mio tempo è scaduto, devo andare. Esatto, noi andiamo in Walter, giro. portatelo via, va. Tu vai a vedere questa chiesa che, ragazzi, prezioso, è prezioso. Vale la pena. Ci vediamo. Collaboratori a me c'è sempre bisogno di averne. Ok. Saluti, il chirichetto Ivo Gallo. Esatto, chirichetto Ivo Gallo con Don Walter. Yuhu! Siamo all'interno della chiesa arcipretale di Vidor. Una prima pieve viene costruita a ridosso dell'anno 1000, diviene parrocchia nel XV secolo, ma la chiesa che vediamo oggi è frutto di una ricostruzione del 1729 ad opera dell'architetto Rossi. Sono 2 gli artisti Cadorin presenti all'interno di questa chiesa, il padre Vincenzo Cadorin e il figlio Guido. Il figlio ebbe molta più fama rispetto al padre. Il padre è fautore di una coppia di statue lignee davvero scolpite con alta maestria, mentre Guido Cadorin, che nasce a Venezia nel 1892, allievo del grande Cesare Laurenti, nel 28 poi diviene anche insegnante all'Accademia delle Belle Arti con la cattedra di pittura. Ciò che poi appunto rapisce il nostro sguardo di questo grande affresco sul soffitto è l'uso del colore che ne fa Cadorin. Allora si parte seguendo una sequenza quasi filmica da quel tetro buio dove troviamo i soldati addormentati. Arriva l'illuminazione di questo bianco candore dell'angelo che annuncia la risurrezione del Cristo che poi ascende in cielo con questi cappelli dorati. Ai 2 lati, all'interno del presbiterio, troviamo altri 2 quadri di Cadorin. L'Adorazione dei Magi, ma quella che mi colpisce davvero per intensità drammatica è la crocifissione. C'è questo Monte Golgota con un orizzonte davvero oscuro quando assistiamo alla morte di Cristo. E mi lascia pensare alla Grande Guerra. Forse Cadorin si è ispirato a ciò che era appena accaduto in queste terre. Quindi questa gente ammassata in una sorta di grande trincea e questi pali conficcati nel terreno che richiamano davvero il paesaggio bellico del 15-18. Poi altre 2 pali importanti di Francesco Zugno, quindi settecentesche, in pieno stile neoclassico. Una raffigura la Madonna del Rosario con San Domenico di Guzman e Santa Rosa da Lima, l'altra invece è posta dietro quel grande altare marmoreo con questi 2 angeli colossali che trionfano sotto il tabernacolo e la pala luminosa in stile quasi rinascimentale, quindi appunto classico, ci mostra la glorificazione del nome di Maria. Quindi uno scrigno che raccoglie in sé l'arte del Settecento e l'arte del Novecento. E intorno a noi, all'esterno di questo luogo religioso, la bellezza dei colli che fanno splendere il paese di Vidor. Aiuto! Che spettacolo, eh? Vero? Vero?
Ivo Gallo, Dimmi Lele Marcassa. guarda dove ti ho portato, anzi mi hai portato tu in realtà. Ti lasciami guardare un po' in giro, guarda che Guarda che roba. panorama, eh? Sì. Pensa che a pochi passi da noi c'è il grandissimo gretto del fiume Piave, la Grava. Ah, bravo, si può anche arrivare camminando quindi qua. E questi sono luoghi, sì, cari a grandissimi personaggi che hanno descritto questo paesaggio straordinario. Mi viene in mente Commisso, no? Come ci dipinge questa campagna a ridosso dei colli. E in questo luogo, Arriviamo al dunque. la famiglia Zanin, che sono positivamente folli, hanno deciso di impiantare un birrificio. Allora, è una storica famiglia, un'azienda agricola, poi tu conoscerai Vittorio, parlerò con Massimo, che dalla passione, dai grandi viaggi che Massimo ha compiuto in giro per il mondo, ha deciso di piantare radicalmente una birreria e un birrificio annesso in questo luogo meraviglioso. Un po' come Las Vegas in mezzo al deserto, una cosa Las Piavas. Allora, che dici? Entriamo, conosciamo la famiglia e poi, che ne so, forse assaggeremo questo prodotto straordinario. Immagino di sì. E insieme con la famiglia Zanin e con Massimo guadagneremo il nostro grande fiume sacro. Entriamo? Vai, Via. non vedo l'ora. Prego. Che bel posto! Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno Lella. La mitica Lella. Sì. Siamo all'interno di questo spazio eccezionale che è un'agri-osteria. Ma Lele, agri-ostaria. Agri-osteria, l'unica esistente al mondo. E noi ci siamo dentro. Bene. E cosa si fa qui dentro? Si beve la birra. Esatto. Cara Lella, cosa ci Ciao proponi? ragazzi. Allora, io vi farei assaggiare la Fontane Bianche, Fontane bianche. che il suo nome, diciamo, richiama una località qui vicino. Ah, peraltro un'oasi naturalistica magnifica, a pochi passi da qua. Ma tutte Infatti. le birre hanno un nome che ricorda, se non sbaglio leggendo, una località vicino al nostro amato fiume. Eh sì. Ecco, Tipo infatti. l'acquatona, vedi? È la birra che fa rumore perché prende il nome dall'orrido l'acquatona, dove il Piave presso Sappada si getta in questo canyon pazzesco e l'acqua fa rumore. Ah, tona, fa rumore. Ah, non la Tuona, sapevo. tuona. Le sai tutte. E questa è una storia molto bella di una famiglia che si è prodigata negli anni, ha lavorato molto e direi di conoscere questa storia. Sì, perché è una storia molto interessante. Io andrei a cercare Vittorio, che è la persona che ha dato inizio a tutto questo molti anni fa. Io invece cercherò Massimo, che è stato l'innovatore, il visionario e ha portato qui, in questo luogo incantevole, una birra fantastica. Allora facciamo un bel brindisi a Lella! Viva! Evviva! Grazie. Evviva anche a voi! Ho detto che sarei andato alla ricerca di Vittorio Zanin, la persona che ha dato inizio a tutto, e infatti l'ho trovato. Buongiorno Vittorio. Buongiorno a te. Questa persona negli anni 60, senza una lira in tasca, ha cominciato questa grande avventura. Come? Cosa hai fatto? Pensando e pensando mi pareva che le mucche, perché tiravo secchei del latte tutti i mesi. Nel frattempo però che n'era i vigneti, che fai un po' di uva, un po' così, e bricolé, meglio che potevi, insomma. Quindi ti sei spostato sull'uva. E sono messo a farmi il vino così e cominciai ad andare a vendere, bricolare, vendere. Quindi prima l'uva, produci l'uva, vendi l'uva, vedi che non No, basta. non è con- e allora non era conveniente. Cominci a produrre il tuo vino e cominci a vendere. il tuo a vino. vendere, cori. Tante peripezie e riesci a tirar su a Qatar i soldi per comprare questo appezzamento di terra, dove c'è un fabbricato, dove
poi avete deciso di creare l'agriturismo e l'azienda agricola che si chiama... Come si chiama? La Rondine. La Rondine. Ma raccontaci perché si chiama La Rondine. Si chiama La Rondine perché prima, quando avevo la piccola cantina qua a Moriago, le rondini venivano a farmi il nido dentro. Visto che Alberto, l'altro tuo figlio, era appassionato di produzione di birra, assieme a Massimo comincia a crearsi questo birrificio che adesso abbiamo visto, anzi, soprattutto adesso lei vedrà con Massimo cosa è diventato. Eccolo qua, pronti? Cin cin. Vai! Alla Rondine. E finalmente incontro Massimo, è un piacere conoscerti. Anche per me, grande Lele. Eri una voce telefonica, ora sei un uomo, un omone in carne ed ossa che lavora come un matto, ha delle visioni pazzesche. Siamo nel cuore del birrificio, dove si produce questo prodotto di altissima qualità a chilometro zero. Perché? Perché? Perché in particolar modo voglio farti assaggiare questa tipologia di birra, che è una fresh hop, una birra con base Pilsner, con il lupolo messo a fresco in bollitura. La chiamiamo grava come le grave del Piave, certo. Perché sai che noi siamo affezionati al nostro territorio, è per quello che abbiamo fatto il birrificio La Piave, perché ci teniamo al nostro territorio. Grava significa, o meglio, è prodotta con il nostro malto fatto nella valle del Piave. Sì. L'orzo che poi mandiamo a maltare, ma tutto prodotto qui. L'acqua, usiamo l'acqua del fiume Piave perché peschiamo a 170 metri da un pozzo già preesistente che aveva fatto ancora mio papà quando aveva la stalla. Quindi l'acqua è proprio quella Acqua purissima perché dalla falda di questo grande Bravissimo, fiume. bravissimo. Quindi l'acqua poi è l'ingrediente fondamentale. L'acqua è il 95% del risultato della birra. Quindi se l'acqua è buona, la birra è buona. E bisogna sempre da fare, ma insomma la manodopera è un po' meno importante dell'acqua quasi quasi. E ne fate molte però birre. Sì, noi diversi facciamo tipi. 8 tipologie, ognuna gli abbiamo destinato un nome che richiama il corso del fiume Piave. Ad esempio Grava, essendo proprio l'acqua del Piave, il malto fatto da noi e anche il lupolo americano, il Cascade che produciamo qui, l'abbiamo chiamata Grava proprio per questo E motivo. cosa esce da questa cisterna? Qual è il prodotto? Com'è? Qui esce una birra bionda con un sentore di agrumi, leggero sentore di agrumi, e con un erbaceo che è proprio dato dal lupolo messo a fresco in bollitura. E questo è uno dei prodotti che vendiamo di più qui solo in birrificio, quindi non la metto in bottiglia perché è una serie limitata, facciamo pochi ettolitri e allora la voglio far bere qui all'origine. Bene, allora io con Alberto e Massimo brindo all'interno di questo motore agricolo che produce la Grava, che è la birra del Piave, e con amicizia, con gioia, con gaudio, sorridiamo insieme, ragazzi. Fuoco alle polvere. Evviva! Evviva. Evviva. Salute! Io non mi sono mai trovato in una simile situazione. È folle, è folle! Matto, completamente sono matti, sono completamente impazziti. Hai visto il mezzo? Mi sembrava di essere nell'I-Team, nel telefilm. Allora, scherzi a parte, questo è un luogo che respira magia, è bellissimo. Tu ti sei cresciuto qua, Massimo, Sì, vero? sì. Noi abbiamo passato la nostra infanzia, la nostra giovinezza qui. Quando abbiamo bracconato non lo sa nessuno, però quello facevamo da giovani. E adesso invece abbiamo fatto lo step successivo perché siamo diventati più maturi e iniziamo a renderci conto che la natura va esclusivamente rispettata e trattata bene, che questa è una cosa che dico a tutti nel mondo. Adesso è rimasto un luogo dove andiamo volentieri a passarci qualche ora, magari nelle notti alcoliche,
con gli amici, veniamo giù a berci qualche birra lungo il fiume, e è bellissimo quando c'è la luna, ci sono le ranette che cracchiano, è una roba, le racole che cracchiano, è una cosa che è impagabile. C'è un Adesso ben di Dio qua, ben di Dio, ma manca la bevanda. Fiume là c'è, ma Fiume là c'è, ma magari cercando, andando alla ricerca, non si sa che... Tu sai che il mago disse che tutto quello di cui abbiamo bisogno ci circonda, basta guardare, basta cercare. Andate alla ricerca, ragazzi, cerca allora, Massimo, cerchiamo. Andate alla ricerca, Cerchiamo. guarda che acque cristalline, guarda che Spettacolo. ben di Dio, e io un salto nel vuoto me lo faccio! Ma guarda un po'! Cosa ho trovato? Ma dai! La natura Saburu, ci aiuta! Vieni ad aiutarmi! Saburu! Ti prego! Facciamo vedere che anche l'Africa aiuta l'Italia! Là, guarda che ho trovato! Ricerca, trova! Il vero patrimonio dell'umanità è fatto dalle genti, dalle persone, dalla socialità, dall'amicizia. E quale miglior momento in cui due fratelli, insieme a un giovane ragazzo così abile nel suo lavoro, a noi non c'entriamo niente con questa terra, ma ci siamo nati lungo il Piave. Quale momento migliore per brindare alla socialità, al sorriso e al grande valore che noi uomini diamo a questo pianeta? Siamo noi gli artefici della pace. Fammi spendere una parola, non è vero, non c'entrate niente, perché grazie a voi che noi conosciamo le nostre terre, perché la racola mi ha fatto innamorare di tornare a guardare la TV, perché questa è la verità, perché finalmente, parliamo bravo, delle nostre genti, bravi e complimenti. Alla Piave, ai ragazzi, Evviva! Evviva! Evviva voi! Evviva! Lele, è stato un piacere conoscere te, Ivo, e comunque la racola numero 1. Andiamo lungo il Piave. Andiamo lungo il Piave. Nel luogo in cui mi trovo in questo momento, anticamente sorgeva il castello dei signori di Vidor. Fu andato completamente perso durante la guerra della Serenissima contro la Lega di Cambrai. Rimase in piedi una parte dell'antica pieve di quel castello, dedicata alla Vergine Maria. Proprio dove si trovava quella cappella, nel 1925, su progetto dell'architetto del giudice, peraltro amico di Guido Cadorin, venne costruito questo oratorio e l'ossario che ricorda le vittime della famosa battaglia del 10 novembre di Vidor. Perché è importante? Perché nel 1917, dopo evidentemente la disfatta di Caporetto, le truppe italiane ripiegarono verso il Piave. Era importante per l'esercito attraversare il fiume. Infatti fu una battaglia di arresto, come viene definita. Quindi ci fu la creazione di un ferro di cavallo difensivo lungo poi il percorso che portava al ponte ancora esistente di Vidor, in quanto ponte invece più a valle, il ponte della Priola, fu bombardato e distrutto. Quindi era l'unico varco che avrebbe permesso la salvazione in qualche misura delle truppe italiane, contro peraltro soldati tedeschi. Fu così che i ragazzi riuscirono a passare il fiume Piave e da lì parte poi la seconda fase della Prima Guerra Mondiale, che arriverà un anno dopo a un'altra difficile e complessa battaglia, sempre qui a Vidor. In questo caso diciamo che inizia il percorso verso la vittoria, che avverrà di lì a breve, perché la seconda battaglia di Vidor è della fine di ottobre del 1918. Ovviamente il risultato lo conosciamo bene, però quello che a noi preme ricordare è il sacrificio di tanti giovani di questa generazione che hanno perso la vita per far fronte
all'impero austro-ungarico, agli imperi centrali così definiti, e anche lo stesso tentativo di far brillare poi il ponte di Vidor dopo l'attraversamento fu un atto eroico di molti soldati. Quindi qui dove c'era un castello difensivo, oggi c'è un luogo di pace, di preghiera, che tiene accesa in noi la memoria per tante vittime. Avete visto, ho incontrato le ragazze, anzi i ragazzi, e io sono rapito dalla bellezza di questo luogo. Lei è Elena, piacere di conoscerti, di incontrarti. Molto piacere. In un luogo magico, e devo dire che stavo riflettendo su ciò che è accaduto durante quel tragico conflitto del 15-18. A testimonianza c'è questo oratorio e questo ossario che ci ricorda quegli eventi di quel tempo, delle due famose battaglie di Vidor, e poi in generale di ciò che ha creato, insomma, quel momento storico per l'Italia, ma per tutta l'Europa. E ora invece tutto è diventato un luogo di pace, di, come dire, Tranquillità. di pacificazione con se stessi. Io poi peraltro sono sceso da quell'oratorio, dal colle, ho visto voi, però in realtà non so dove sono, Elena. Dove Bene, ci ti troviamo? aiuto Sì, ti un prego. attimo. Oggi sono qui con qualche amico, te li presento, no? Questa è Raffaella, poi c'è Vallì, c'è Marco e c'è Alice. Ciao ragazzi. Noi ci siamo appena imbattuti nella prima tappa del cammino delle colline UNESCO. Arriveremo poi a Col San Martino. Quindi è un cammino peraltro che si fa anche in diverse stazioni, ci sono delle stazioni, delle tappe, no? Quanti chilometri è in tutto, scusami? 51. Noi oggi ne faremo solamente una piccola parte, la prima tappa, che sono 13 chilometri. E poi si può proseguire sostanzialmente sino a Vittorio Veneto, se non sbaglio. Esatto. Ecco, l'area in cui ci troviamo è quella che guarda l'abitato di Vidor, mentre da questa parte abbiamo... Da questa parte noi possiamo vedere tutto il Monte Grappa, possiamo vedere il ponte di Vidor e il Piave. Il Piave, chiaramente. Peraltro qua si coltiva quella vite così preziosa che produce... Spettacolare, direi. Che produce il Prosecco Superiore Valdobbiadene Conegliano di OCG. E qua è famoso, questo luogo è famoso per la vendemmia eroica, perché qua si fa più fatica, no? Esatto, bisogna vendemmiare a mano. Molta fatica. E il prodotto ovviamente beneficia di questo sole, di questa terra e della fatica dell'uomo che ci ha permesso come dire, di degustare un prodotto che tutto il mondo ci invidia. Però appunto queste aree non sono solo vocate all'enologia, ma anche alla storia, all'arte, al paesaggio soprattutto, e questo cammino mette insieme un po' tutte le comunità, tutte queste colline straordinarie. Se siete d'accordo, faccio un po' di strada con voi. Certamente, Andiamo? Vieni, andiamo.
siamo innanzi a due fratelli molto uniti nella vita, ma soprattutto nel lavoro. Siamo in un'azienda leader in queste terre che produce qualcosa di fondamentale. Cioè ogni casa, ogni palazzo, ogni costruzione, ogni centro commerciale, ogni piazza ha bisogno del calcestruzzo. E allora ragazzi arrivano i fratelli Tormena, in particolare Roberta, che saluto e ringrazio, e Marco. È un lavoro abbastanza complesso. Marco, cioè voi siete a contatto con 1000 realtà ogni giorno, Sì. ma cosa succede all'interno di questo stabilimento? Ci chiamano la mattina e ci ordinano del calcestruzzo che noi prepariamo al momento e andiamo in consegna sui vari cantieri che sono sia pubblici che privati. Qui partono queste betoniere, vero? Sì, Che ne avete un bel numero. Però. sì, noi abbiamo tre impianti di produzione, uno qua a Moriago della Battaglia, uno è a Segusino, vicino al Piave, e uno è a Camalò in zona industriale. Perché tutto, Marco, parte da questo grande fiume. E Esatto. tuo padre Enrico insieme alla mamma hanno iniziato questa esperienza Sì. che voi avete continuato. Sì. Quindi a un certo punto tuo papà ha avuto un'illuminazione, immagino. Diciamo di sì, è partito subito nel primo dopoguerra, andava sul Piave a raccogliere sassi, così faceva un po' di tutto. Nei fine anni 60 è partito con il primo impianto di calcestruzzo qua a Moriago della Battaglia. Successivamente nei primi anni 80 ha fatto il secondo impianto a Segusino e diciamo dopo, negli anni 2000, ci ha lasciato l'attività in mano a noi tre fratelli che nel 2013 abbiamo ampliato ancora, siamo riusciti a buttare su un altro impianto a Camalò. La curiosità che ho, e penso molti, uno si chiede cosa c'è all'interno di questi camion betoniera. Come funziona questo principio di consegna? Allora, qua diciamo su ogni impianto di calcestruzzo viene portato del materiale, sabbia, ghiaia, ghiaino, delle varie pezzature, del cemento sfuso che va messo nei silos, degli additivi che servono per il mantenimento della lavorabilità. Ogni betoniera ha il suo, diciamo, particolarità. Ci sono le beton pompe che sono come queste che hanno il braccio, c'è quella col nastro che è per i materiali secchi, o le canale che servono più che altro da fornitura, da trasporto nelle beton pompe. Noi mescoliamo il tutto a seconda delle esigenze del cliente. Quindi si parte da questi silos, si carica la betoniera, lei inizia a girare, Esatto. il camion parte, consegna e in Esatto. base all'esigenza fornisce il Esatto. calcestruzzo più adeguato. Esatto. E siete tre fratelli, uno lo incontreremo fra poco. Sì. Roberta, ma insomma, alla fine, dopo l'esperienza dei tuoi genitori, com'è stare con i fratelli H24? È impegnativo e anche entusiasmante. L'attività non manca e quindi Lavoro ce n'è. sì, lavoro ce n'è, ma soprattutto essendo comunque una ditta piccola a livello familiare accentriamo abbastanza su di noi, ecco, gran parte del lavoro. Quindi tu ti occupi della parte evidentemente amministrativa, forse gestione di fornitori eccetera, tuo fratello prende il camion e parte. È più operativo, sì. Ok. Tra l'altro so che ci può essere questa possibilità di visitare un cantiere a Segusino, vero? Sì, sì, che ci andiamo adesso, dove lavora mio fratello. La facciamo sempre la produzione del calcestruzzo e in più abbiamo un impianto di lavorazione inerti. Se mi fai una cortesia, siccome il Bilai va chiuso, d'inverno non c'è, avrei bisogno di dare un lavoro a Ivo Gallo in questo momento. Guarda, volentieri, non aspetto altro. Qui te lo carichi su, te lo porti via? Sì, dai. Bene, fatta. Allora Ivo, vai a lavorare. Grazie Roberta. Grazie a te. Grazie a te. Marco, di cuore davvero. Grazie a tutti.
Calcestruzzo. Da dove deriva questa parola? Da calcestructum, cioè struttura fatta di calce, ma calce da calicos, non la calce che conosciamo noi, ma ciottolo, sasso, quindi struttura fatta di sassi. Il materiale viene prelevato da un fiume, in questo caso il nostro caro Piave o la nostra cara Piave, e viene portato qua. Dove? Cosa succede? Ce lo dirà Roberto, fratello di Roberta e di Marco. Dimmi, quindi qua il materiale viene portato e... Esattamente io. Il materiale viene scavato dal Piave, viene trasportato qua in cantiere. Qui c'è una selezione dei materiali che in un secondo momento vengono riagglomerati per fare il calcestruzzo. Ah, quindi vengono fatte montagne di inerti. Prima viene diviso e poi riunito. viene... Tanto lavoro per niente. Più o meno sì. Comunque andiamo. Andiamo, Ti giusto, faccio poche vedere. parole, qua c'è da lavorare, Sono davvero contento di essere con Chiana in questo luogo incantevole. Siamo nel cuore delle colline Patrimonio Umanità UNESCO, vero? Sì, proprio qui. Ci troviamo nel cuore della DOCG dove noi produciamo anche il nostro prosecco. Quindi producete il prosecco, avete questo agriturismo che, se non sbaglio, è anche bed and breakfast, vero? Sì, accogliamo i nostri ospiti e serviamo anche la colazione la mattina dopo, insomma. E poi tutto quello che voi servite è tutto a chilometro zero. È vero? tutto a chilometro zero. È pazzesco, Chiana, che voi avete questo luogo che è una sorta di terrazza che si affaccia su questi declini lussureggianti tanto cari ad Andrea Zanzotto. Quindi immagino che un poeta che raggiunga questo luogo possa solo nutrirsi di questo spirito che le colline ci donano. Sì. Quindi avete delle camere, mi pare 6. Sì, 6 camere doppie. Bisogna ovviamente prenotare perché Certo, per tempo. è bello sapere che 2 giovani ragazzi lavorano in questo luogo che è davvero magnifico, che peraltro ha, come dire, un flusso turistico internazionale davvero di peso. Questo anche grazie al lavoro, alla cautela e alla passione dell'associazione che gestisce questo patrimonio dell'umanità. Quindi sempre più avrete visite importanti, ma cosa preparate, cosa cucinate per queste persone? Allora tutti i nostri prodotti tipici abbiamo come benvenuto, offriamo sempre i nostri insaccati, la nostra soppressa, la pancetta stagionata, il museto con formaggi del tuo i amico. formaggi del mio amico Saverio di Segusino, quindi sempre prodotti Poi, locali. In base alla stagione arriva anche la I verdura, nostri la frutta, ortaggi, eccetera. certo. Ok. Cosa ci hai preparato oggi? Oggi abbiamo fatto degli gnocchi al sugo d'anatra
con le nostre patate, prodotte sempre da mio nonno, e poi abbiamo del pollo in tecia con i nostri polli ruspanti che andiamo a rosolare e poi a cucinare con una Servito cottura con la lunga, polenta servito tipica? con la polenta gialla. Evidentemente. Sì, Io, se sei d'accordo, Chiana, brinderei a te, alla tua famiglia, certo. a chi ti sta sostenendo in questo momento della tua vita, perché il tuo sorriso è splendente. Grazie. Brindiamo insieme? Sì, certo. Ok. Allora, questo è l'agriturismo La Rondine, nel cuore delle colline del Prosecco, diventate, come dicevamo, patrimonio dell'umanità, e tutto questo mi riempie di gioia. Immagino un Andrea Zanzotto che osserva questo panorama e forse ci dona qualcosa di immaginifico, ma anche magnifico. Evviva! Grazie. Mama told me when I was young, sit beside me, my only son. Now listen closely what I say, and if you know this, if you had your sunny day. Be a simple kind of man. Be something love that I understand. Maybe be a simple kind of man. I wanna do this for me, son, if you can. Insomma, Lele, siamo di nuovo qua. che piacere trovarti, Giuliano. Guarda il logo che c'è qua, la scritta, il direttore. Come sta andando? Ormai è passato un po' di tempo a dirigere questa meraviglia. Ti senti a casa tua, vero? Sì, le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono meravigliose. Siamo nel momento del foliage, vedi questo patrimonio, poi da qua possiamo vedere la prima parte del cammino che è veramente meravigliosa. Questo cammino che abbiamo inaugurato lo scorso anno, grazie anche al lavoro del progettista Giovanni Carraro, e che ci sta portando grandi soddisfazioni, e siamo arrivati a 39 nazionalità diverse che lo hanno fatto. Mi pare che avete anche una sorta di record italiano, vero? Di presenza di turisti stranieri. Sì, non so se è record italiano, ma in questo momento qua siamo oltre le 8.000, diciamo, persone che l'hanno fatto, e il 52% è straniero, ed è molto importante perché veramente sono arrivate persone da luoghi che non ci aspettavamo. Mi viene in mente il Camerun, Taiwan, addirittura c'erano 7 taiwanesi l'hanno fatto lo scorso anno. Bellissimo, perché veramente mostriamo questo meraviglioso territorio a tutto il mondo. E quindi sono circa 50 chilometri suddivisi in varie tappe che permettono a chi viene qua di godersi tutto il patrimonio UNESCO delle colline, vero? Certamente, e poi bisogna considerare che abbiamo fatto un grandissimo lavoro, perché 4 tappe vogliono dire anche 4 soste, e con la DOCG, con il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, abbiamo unito anche tutte le cantine, quindi c'è anche una grande richiesta di visita a cantine ogni tappa. E oltre al fatto che abbiamo un patrimonio culturale, tu lo sai meglio di me, che è incredibile, passi attraverso 2 abbazie, monasteri, chiesette, castelli, e vedi veramente di tutto. Non basterebbero 2000 puntate per raccontare tutta questa terra meravigliosa, cara a Comisso, cara a Zanzotto, cara a chi evidentemente ha recuperato in questi luoghi il proprio spirito e il proprio amore per la terra e il paesaggio soprattutto, e comunque di gente ne arriva in generale, al di là del cammino, vero? Ne arriva in generale, ci sono tante proposte che sono cicloturistiche, proposte che sono culturali, proposte che sono enogastronomiche, proposte che sono collegate anche ai matrimoni. Sai quanta gente sceglie di sposarsi nelle colline? Vedi un po' dove siamo. È bellissimo vedere anche questi vestiti di nozze in mezzo alle colline, è stupendo. Io sono felice di essere qua con te. Tu quando racconti questa terra, e lo fai in tutto il mondo, il tuo eloquio diventa una sorta di vestito amorevole
amorevole per la gente che vive questi luoghi, che ha scoperto di vivere in luoghi che non sono solo produttivi, ma sono davvero, davvero magici. E quindi direi di congedarmi da te, come si faceva un tempo quando eravamo giovani, alle prime avventure fatte insieme. Grande Giuliano! Da due innamorati del Veneto, la regione più bella del mondo. Assolutamente sì, Giuliano! Giulianone! Terenzio Gambin. Lele Marcassa. È un onore perché siamo innanzi a Sua Maestà Gambin, uno dei più grandi cultori della nostra regione, e questo ti è riconosciuto ovunque. Non a caso siamo in un luogo che rappresenta un po' anche il tuo percorso di analisi storica delle località in cui racconti tante cose. Adesso nella fattispecie Terenzio ci ha portato queste racole in nostro onore che voi chiamate Grea. Grea. Grea, Greita. Anche questa è una grea. Dopo che era il greon che era in parrocchia, ma le sparì. Anche questa è particolare, Sì. più grande, poi la Sì. sentiremo suonare. Certo. Siamo in Francia, Terenzio. Siamo tornati con grande entusiasmo perché è un luogo in cui sembra di non, come dire, varcare nessuna soglia temporale. Qua era così ed è rimasto così, grazie a voi dei CIS, Sì. in qualche modo. Sì, grazie anche all'evoluzione. Qua il progresso che è arrivato, che ci è capitato sul collo, quasi forse anche come una disgrazia qualche volta se si pensa a cosa ha portato. Ha portato tante belle cose, ma ne ha portate via. Molte, no? Soprattutto valori, così, va bene. Questo è un nucleo storico però del Sì, è rimasto, Berlino. diciamo così, anche appunto perché la gente o è emigrata o si è fatta la casa nuova. Dopo noi, ecco, questo gruppo di 10-12 pazzi nel 2012 abbiamo pensato forse che questo era come un campo abbandonato, no? E abbiamo pensato di mettere un seme e da questo seme è nata l'associazione CIS. È fiorita proprio. Che è fiorita, sì, e in questi anni abbiamo creato degli eventi, delle manifestazioni, così, e cerchiamo di mantenere vivo la memoria, perché la memoria alla fine, la memoria è la storia. Se facciamo sparire la memoria, sparisce anche la storia. E dopo non c'è solo la storia, quella illustre dei libri, quella scritta sui libri, c'è anche la storia della gente comune, dei nostri genitori, dei nostri nonni. Tutti noi veniamo fuori da sotto i portici, dalle stalle, questa è la nostra cultura. Infatti la struttura di Via Francia è particolare perché ha un'ubicazione geografica, ma è suddivisa in case che affacciano su un cortile. Sì, diciamo che questo è il punto, la Francia è dove è rimasto tutto più intatto. Tutto il paese sarebbe costituito così. Là in fondo c'è una mappa del 1682 che rappresenta tutto il territorio di Mosnigo. Tra l'altro c'è una curiosità che precede di 100 anni il catasto napoleonico, perché fin giù al Piave, e partendo dal Piave, dalle Grave, tutti gli appezzamenti sono numerati e
col nome del proprietario. Sì. Cioè, questo è molto curioso. E da quella carta si vede che l'impianto del paese esisteva già, era così e è rimasto così, perché questo che vediamo qua, andando a nord, si ripete per altre 4 volte. E quello che è rimasto è qua? Sì, c'è la fila di abitazioni dove appunto viveva la gente, il pian terreno, le camere e il biaver, perché noi Biava, il grano turco, biaver. E cortile promiscuo, come qua, che è rimasto, e quella fila che abbiamo di fronte, che ci sarebbe anche dall'altra parte, contrariamente dall'altra parte, che quasi tutte sono diventate abitazioni, ma in origine erano la stalla, il portico, la concimaia, il gabinetto, la stia del Porcel. Qua dentro c'erano 7 famiglie, c'erano 7 stalle, 7 concimaie, 7 gabinetti, 7 fienili, così. Tanti si chiedono perché Francia. Sentendo i 2 anziani ancora viventi qua, in origine la Francia era solo questo cortile. Una volta quelli che abitavano qua potevano uscire solo andando da questa parte, per andare in piazza, per andare in chiesa. E quelli di là dovevano andare di là, come sui diritti, sui campi, sui prati praticamente. C'è una leggenda che dice che una ragazza di qua che si doveva sposare ha detto: io domani vado in chiesa e passo di là. Al mattino ha trovato un carro di fieno a bloccare. E noi nella tua Francia ti vogliamo sentire nella nostra Francia. Nella nostra Francia ti vogliamo sentire raccontare qualcosa. Sei d'accordo? Sì. Cosa non lo sai. Vabbè, decideremo. Don Erminio, posso servirmi a destra domande sera? E il gado mandami amico Beppino al Piovan, che son tornati in sagrestia a finire la messa del Doba Santo. Tu sei bravo e volonteroso Beppino, ma non tu sei ancora dei grandi. Domande toccaria a Michel servire a destra, ma se proprio tu vuoi, domanda che se il te asse il suo posto, e il ga rispondesse Don Erminio. Michel è il fiol del Becker, l'ha 3 anni più di noi altri. Le grande e grosse e anche piuttosto dispettoso. Ma Beppino, al contrario di me che ho paura anche della mia ombria, non ha paura di nessuno. E che sono andati di fuori al ga domandare a sto Michel se domani il Ghevaria sa servire al suo posto. Ma se tu oltavi amat, il ga rispondesse lui. Vu tu che te assi attivero la volta che al Santos se sono alla Greta? Tu serviserà un altro anno che mi non sarò picchi ricchetta. E poi l'attacca a ridere Ghedrio e a menarlo in giro de brut, che il poteva anche a sparagnarselo. Mi son resta mal per Beppino, ma lui non la fa neanche una piega e a piang su una riccia al mia dita. Assa che il ride, tu vedrai che domani il taccaradò da lui sol. Mi no ho parlato, però mi son taccato in pensieri per Michel, perché so che Beppino per far malani e malegrafie non le secondo a nessuno. E difatti cosa non l'ho fatto appena che arriva a casa? La tira fuori una greta da un scatolone e con la colla da falegnami la incolava, in maniera che quando che la colla la varie tacca, la greta non la varie più potesse andare attorno e neanche a suonare. La sera Drio, con le riva in chiesa, prima di andare in sagrestia a ciorciù la veste, Beppino si è fermato a rente dell'altare e sguelto fanfuin che non lo vedesse nessuno, la scambiava la sogreta incolava che viene in scarsela con quella che Mariano Campaner, il sagrestan, e vi attaccava su scalin dalla banda che Michel è andato a servire. Intanto la messa, sto Michel ogni tanto si oltea verso le cantorie onde che si erano gli altri do e il vardea Beppino come per sfidarlo. Ma Beppino il fa finta di niente. È il momento della vendetta stia per arrivare. E difatti appena che dopo il Santus con Michel l'ha fatta suonare la greta, sta qua non la voleva sapere che de girare. E pro a una volta, e pro a 2, e pro a 3, Don Erminio si alta verso di lui anche un poco in grinta. Michel, svergognano si aveva picco a fare. Ma quel che non le Beppino la tira fuori da sotto la veste e la greta che il viaccio sui scalini dell'altare e l'attacca a farla suonare. Intanto che noi altri chierichetti, fora che Michel, si rideva tutti quanti come mat e con noi altri in Rioman a ridere tutta la chiesa fino agli ultimi banchi.
Con i ragazzi facciamo un mini concerto a base di grea. Grea. Onomatopeico. Sì, noi la chiamiamo così, insomma. Tipo rana, no? Esatto, ripeti un po' il suono. Racola, qui si chiama grea. Pronti? 3, 2, 1. Dalla Francia alla Russia ad incontrare il talpon, come dicono da queste parti, il pioppo, in questo caso un pioppo nero, l'albero del popolo, Populus nigra. I romani usavano piantarlo proprio dove si radunavano le genti, per questo albero del popolo, ma forse anche perché il fruscio generato dalle sue foglie provoca una sorta di chiacchiericcio, quindi gente che parla. Sapete perché il fruscio di quest'albero è molto caratteristico? Perché il picciolo delle foglie, soprattutto del pioppo tremulo, è molto appiattito, quasi un nastro, che si attacca alla foglia perpendicolarmente e dà la possibilità anche al più leggero soffio di vento di farlo muovere. Infatti, quando voi vedete gli alberi fermi, se c'è un po' di vento, il pioppo trema, si muove. Pioppo nero per il colore della sua corteccia, che si distingue dai suoi cugini. Un albero anticamente collegato col Regno dei Morti, infatti era proprio il Regno dei Morti delimitato da pioppi e quindi legato anche a Persefone, la dea dei morti che Ulisse incontrò quando andò nell'oltretomba. Un albero che ha sempre simboleggiato il coraggio. E a me piace pensare che soprattutto quest'albero, che così da solo qui è un po' anomalo. Il pioppo non è un albero resistentissimo, non vive tantissimo, però questo probabilmente si è ritrovato da solo e ha resistito, ha avuto il coraggio di crescere da solo e ancora oggi veglia su di noi. Proprio per questo ora lo abbraccerò, perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. Prima di terminare il nostro viaggio ho guadagnato l'interno del santuario della Madonna delle Grazie di Colbertaldo, frazione di Vidor, un luogo molto caro a tutte le comunità che abitano questa terra lussureggiante e molto ricca, peraltro molto bella. È una conca disegnata dalle colline che sono patrimonio UNESCO. Chi volle questo santuario? I servi di Maria.
provenienti dal convento di Santa Caterina di Treviso, sostanzialmente perché fuggivano da una pestilenza, e siamo nel 1346. I servi di Maria erano legati a un'icona contenuta all'interno di un piccolo oratorio di questo luogo, un'icona che raffigurava la Madonna, e dicevano che avesse delle proprietà taumaturgiche, da cui nasce il santuario. Nel 1510, grazie alle donazioni degli abitanti di Colbertaldo, eressero poi la parte dedicata al convento, ancora esistente. Ci fu un declino però a partire dal XVIII secolo, finché nel 1776 la Serenissima Repubblica di Venezia soppresse questa realtà spirituale e anche quindi l'edificio, che addirittura nell'Ottocento fu utilizzato come lazzaretto per un'epidemia di colera. L'interno è davvero imponente e ci sono 2 opere su tutte che catturano la nostra attenzione. Vedete, alle spalle dell'altare c'è una nicchia con una cornice del Settecento che raffigura la Madonna col bambino, e questa è un'opera del XIV secolo, forse la stessa Madonna a cui i monaci erano devoti. Sopra di essa, molto imponente, c'è un'annunciazione della Madonna, ovviamente. È un'opera ottocentesca che richiama in una certa misura l'annunciazione di Tiziano Vecellio che si trova ai Frari a Venezia. Lo stesso vestito rosso, lo stesso mantello azzurro, e quindi la dominanza di questi colori che ci richiamano alla pittura veneziana del Rinascimento. Io ora uscirò da questo luogo cercando un po' di recuperare davvero me stesso, perché il panorama che ci dona e la vista sono davvero eccezionali. Gallo, dimmi Lele Marcassa. Sei contento? Contentissimo. Però è già finita anche questa. Uffa. Finiscono sempre le puntate. Sì. Però ne ricominceremo un'altra. Bravissimo. Ok, io vorrei lasciare i nostri ascoltatori con delle parole di un grande amico che non c'è più, il professor Ulderico Bernardi. Questa per me è una Bibbia, un libro straordinario di Santi 40 che si chiama Cara Piave. E scrive: ci guardiamo, io e la Piave, un uomo avanti negli anni con i suoi ricordi, e questo fiume, ruga profonda e memoriale sul volto antico delle Venezie, madre arcaica che nutre di identità i miei luoghi, tra Medio e Basso Piave, dove ogni fonte è figlia di questo fiume. Da Ivo Gallo, ma soprattutto da Lele Marcassa, finisce questa nostra avventura. Se vorrete, ci troviamo ancora nella prossima puntata. Ciao a tutti e grazie. Vidore dintorni a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guiti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore, e il cuor farà 3000 capriole.